Fondazione Maluta è un collettivo di una cinquantina di artisti che è stato fondato nel 2013 a Venezia, diciamo da una collaborazione tra tanti di noi che lavoravano e studiavano a Venezia tra l'Accademia di Belle Arti e lo IUAV. Quindi è un collettivo di arti visive, principalmente pittura, poi installazione, video, fotografia, insomma multimediale, però tanti pittori. Lo scopo era appunto mantenere la comunità che si è creata qui, restando in contatto e facendo dei progetti. Allora, prenderemo parte a un project work e un evento moltiplicatore e più avanti sapremo più dettagli su questi due eventi. Sì, ci viene dato uno spazio, diciamo, per creare un progetto in collaborazione con Cescot che valorizzi il territorio veneziano e attraverso appunto la nostra pratica di artisti che vivono e lavorano a Venezia, appunto, quindi sarà una cosa, diciamo, interattiva con il territorio e tra gli artisti che operano qui, diciamo.